cambiato il Veneto da quando Cortina d'Ampezzo ospitò le prime Olimpiadi del 1956? Noi abbiamo scelto di raccontarlo attraverso una cucina a legna, quella di Rachele Padovan, una donna ampezzana che seppe trasformare le proprie radici in un talento, diventando cuoca, amica e confidente di artisti, scrittori, attori e grandi intellettuali del Novecento. Io sono Silvia Fiore Scarabello e questo podcast è Parole nel Veneto, Rachele Padovan e la cortina dei letterati buongustai. Il titolo di questo podcast nasconde un piccolo gioco linguistico. Sottraendo una semplice E da Parole nel Veneto, quello che rimane è Parole nel Vento. Non è un caso. Da una parte c'è la volontà di raccontare la terra concreta che attraversiamo di episodio in episodio. Città, montagne, lagune e pianure. Dall'altra c'è il vento, quello che non si vede ma si sente, che cambia l'aria e sposta le nuvole. Un vento capace di portare le storie come foglie leggere, dal mare alla montagna e ritorno. E c'è un fenomeno in Veneto, tra questi luoghi sospesi tra acqua e roccia, che racconta perfettamente questo movimento invisibile. Si chiama stravedamento. È un termine che nasce nel dialetto dei pescatori di Chioggia e significa vedere oltre. Accade nelle mattine più limpide, quando la bora ha ripulito l'aria e l'umidità sembra dissolta. Se ti trovi a Venezia e rivolgi lo sguardo verso nord, può succedere qualcosa di inatteso. Le Dolomiti appaiono vicinissime. I profili si fanno nitidi, quasi irreali, e la distanza si accorcia fino quasi ad azzerarsi. Non è magia, è un effetto ottico che nelle giornate perfette regala a chi lo osserva una delle immagini più sorprendenti da immortalare in laguna. Il campanile di San Marco che si staglia contro il profilo delle montagne innevate. Uno dei cantori più intensi di questo fenomeno è Dino Buzzati. Nato a Belluno nel 1906, Dino Buzzati cresce con negli occhi le Dolomiti. Le vede da bambino, le attraversa da ragazzo, le interiorizza come orizzonte naturale e mentale. La sua famiglia si trasferisce presto a Milano. Studia al liceo classico, poi si iscrive a giurisprudenza, più per dovere che per vocazione, e si laurea nel 1928. Subito dopo entra come praticante al Corriere della Sera, a poco più di 20 anni. Quella redazione diventerà il suo mondo. Cronista, inviato speciale, critico d'arte, attraverserà decenni di storia italiana restando sempre lì, dietro una scrivania, tra titoli da chiudere e pagine da consegnare. Scriverà con una lucidità che suona quasi come una condanna. Io da qui non ne uscirò più. E lo fa guardando ai colleghi più anziani che sono dietro alla macchina da scrivere da anni, stritolati da un meccanismo che rende abitudinaria anche una professione così stimolante. E in effetti da quella redazione non uscirà, non davvero. Ma la cosa sorprendente è questa. Mentre il suo corpo resta a Milano, la sua immaginazione continua a tornare in Veneto, verso le sue montagne. E non è un caso che Buzzati sia anche uno degli uomini che hanno frequentato la casa di Salieto. Uno di quei nomi che per Rachele non erano semplicemente personaggi celebri, ma amici. A ricordarcelo è la nipote Mina Buscicchio Balsamo. Buzzati. Anche lui faceva parte della cerchia degli amici della Rachele ed veniva in questa casa, è venuto parecchie volte e mi ricordo una volta che era fuori sul balcone che fotografava un attimo di bellezza delle nostre meravigliose Dolomiti ed era entusiasta. E anche lui faceva parte di questa cerchia meravigliosa di personaggi che frequentava questa casa. Che cosa amavano, secondo te, entrambi di questo paesaggio? La montagna sembra una cosa statica e noiosa, invece la montagna si trasforma da un momento all'altro in spettacoli che altri luoghi non danno, i tramonti, le albe. Veramente quest'amore per la montagna, quando uno ci abita poi e la vive così intensamente, è normale, è naturale, insomma, che ci sia.
Nel 1940 Buzzati pubblica Il deserto dei Tartari. Come ci spiega Francesco Chiamulera, giornalista cortinese e curatore della rassegna letteraria Una montagna di libri, la fortezza Bastiani non è soltanto un avamposto ai confini del nulla. Giovanni Drogo, il protagonista del libro, si muove al suo interno consumando la sua vita nell'attesa di un attacco. È questo il riflesso di una condizione sospesa che Buzzati conosce bene. È la redazione di Via Solferino. Un luogo chiuso, un meccanismo che si ripete, un'attesa che diventa destino. E mentre il nemico non arriva, lo sguardo cerca un altrove. Torna alle montagne. Beh, Dino Buzzati è probabilmente, e a buon diritto, lo scrittore che è più citato e conosciuto riguardo alle nostre Dolomiti. Quello che è affascinante è che, come si può leggere ricostruendo la sua storia anche attraverso gli interventi critici magnifici che ha fatto Lorenzo Viganò in questi anni, o magari perdendosi in qualche libro su Buzzati come quelli di Alessandro Mezzenalona, è scoprire come le montagne e le Dolomiti per Dino Buzzati vengano quasi traslate e diventino quasi una metafora, e anzi diventino propriamente una metafora per altre situazioni nelle quali l'uomo, e in particolare quell'uomo, Dino, si trovava. Immaginatevi una notte, quelle che lui faceva al Corriere della Sera a metà degli anni 30, nel buio di una redazione milanese nella quale ci si sentiva un po' come Drogo, completamente sperduti e lasciati a se stessi all'interno di un meccanismo quasi burocratico al quale non importava nulla di un singolo giornalista, ed è lì che la mente vaga, ci si sente in una specie di fortezza, in una fortezza Bastiani che può trovarsi tanto in una catena montuosa lontana quanto in un ambiente cittadino altrettanto alienante e spersonalizzante. Ecco, io quando ho compilato insieme con chi mi ha aiutato il nostro archivio letterario di Accadde a Cortina, il Museo della Diffusa della Letteratura delle Dolomiti, mi sono imbattuto in una meravigliosa citazione che ho qui con me di Dino Buzzati da Ma le Dolomiti che cosa sono?, che poi fa vagare lo sguardo e torna magnificamente alle montagne. E Dino Buzzati scrive: in certe giornate limpidissime di autunno, perfino dai tetti più alti di Venezia si possono distinguere, anche senza bisogno di binocolo, le Dolomiti. Non solo il loro confuso profilo di montagne, misteriosa barriera che chiude il nord. E al di là che cosa esiste, quali mondi si stenderanno di là dalla muraglia, ma se ne riconosce anche il colore. E da tutto questo, per chi guarda dal fondo delle valli, che colore risulta? È bianco? Giallo? Grigio? Madreperla? È color cenere? È riflesso d'argento? È il pallore dei morti? È l'incarnato delle rose? Sono pietre o sono nuvole? Sono vere oppure è un sogno? È senza dubbio questa capacità di trasformare un'esperienza concreta in simbolo che rende il deserto dei Tartari un'opera universale. Ma c'è un altro aspetto, forse meno evidente, perché se la fortezza è una metafora dell'attesa, le montagne che la circondano non sono semplicemente uno sfondo scenografico. Le cattedrali di roccia sono una presenza viva, una linea d'orizzonte che orienta lo sguardo e misura il desiderio. È qui che il discorso si allarga, perché quando la montagna entra nella scrittura in questo modo, non come immagine da cartolina, ma come tensione interiore, comincia a delinearsi ciò che oggi chiamiamo letteratura di montagna. Non un genere fatto soltanto di scalate e imprese alpinistiche, ma un modo di raccontare l'uomo attraverso l'altitudine, il limite e la distanza. E molto prima del romanzo, molto prima della fortezza, c'è un ragazzo di 17 anni che guarda le sue montagne e sogna di scalarle. È da quell'ossessione che nasce una forma di racconto, ed è da lì che possiamo partire per capire che cosa significhi davvero scrivere la montagna. La relazione tra scrittura e montagna è affascinante perché poi ognuno la interpreta come vuole. Sempre a proposito di Buzzati, quando guarda la cima della Croda da Lago da 17enne squattrinato e dice «Io voglio arrivare lassù, sarà la mia prima scalata», trasforma questa ossessione in un piccolo mito personale quasi. Poi dopo viceversa, sempre restando nelle nostre Dolomiti, c'è Goffredo Parise, gran sciatore che negli anni 70 consuma le piste della Tofana con una voracità di vita quasi insaziabile e si gode ogni attimo con la cura che oggi avrebbe un maestro di yoga, descrivendo il movimento degli sci, il rumore della propria energia in espansione, come scrive con delle righe da brivido.
Però poi, parlando di letteratura di montagna in senso più stretto, ci sono classici contemporanei come Krakauer, magnifico scrittore non soltanto delle nostre montagne, ma delle montagne del mondo, direi. Reinhold Messner, che non è soltanto un alpinista, ma è anche un eccellente narratore. Lionel Terré, Walter Bonatti, per restare in Italia, Henry De Luca e tanti altri. Scrivere di montagna significa anche interrogarsi sulla fragilità di questo territorio, sull'equilibrio che l'uomo dovrebbe saper difendere per tutelarlo. Buzzati questo lo sa bene e lo dimostra non soltanto nei romanzi, ma anche nel suo lavoro di giornalista. Nel corso della sua lunga carriera firma reportage e articoli che diventano veri punti di riferimento. Una parte significativa di questi scritti confluirà in Cronache terrestri, raccolta pubblicata nel 1973, un anno dopo la sua morte. Tra quelle pagine ce n'è una che per chi è nato e cresciuto nel bellunese resta indelebile. È l'articolo dedicato alla tragedia del Vajont, firmato in data 11 ottobre 1963. Il titolo «La frana ha ucciso anche me» è già chiarissimo nell'evidenziare come la tragedia del Vajont sia per lui una faccenda personale. Magistrale è rimasta alla storia la metafora usata per spiegare in maniera semplice cosa è successo. Un sasso è caduto in un bicchiere colmo d'acqua e l'acqua è traboccata sulla tovaglia. Solo che il bicchiere era alto centinaia di metri e il sasso era grande come una montagna e di sotto, sulla tovaglia, stavano migliaia di creature umane che non potevano difendersi. Buzzati non riesce a mantenere la distanza richiesta al buon cronista. Non si rifugia nell'oggettività fredda del reportage, come dimostrano le righe che chiudono l'articolo. Il monte che si è rotto e ha fatto lo sterminio è uno dei monti della mia vita, il cui profilo è impresso nel mio animo e mi rimarrà per sempre. Ragione per cui chi scrive si trova ad avere la gola secca e le parole di circostanza non gli vengono. Le parole incredulità, orrore, pietà, costernazione, rabbia, pianto, lutto gli restano dentro col loro peso crudele. La letteratura di montagna è anche densa di vicende curiose. Parlando proprio delle Dolomiti d'Ampezzo, una storia personale ricorre in più di un ricordo. È quella di una viaggiatrice inglese dell'Ottocento, Amelia Edwards, tra le prime a raccontare le sue passeggiate in alta quota. Qui da noi forse la prima di tutti è stata una certa Amelia Edwards, la quale nell'Ottocento viaggiava da sola per le Dolomiti con la sua amica, come la chiama insistentemente nel libro, in realtà era la sua fidanzata di una vita. E se noi pensiamo che nel 1872, nel lontanissimo 1872, mentre in queste nostre montagne, in tanti luoghi, il Medioevo era ancora una presenza palpabile dal punto di vista delle immagini, dello scenario e anche della vita delle persone, due donne sole potessero viaggiare per le montagne con un'intraprendenza straordinaria e potessero guardare alle montagne e alla vita delle persone delle montagne, raccontando aspetti della vita quotidiana che al tempo i narratori maschi consideravano irrilevanti, cosa da donnette, no? Mentre invece a distanza di 150 anni le rileggiamo e diciamo: oh, finalmente qualcuno mi sta dando un ritratto, per esempio, di come si va a messa a metà Ottocento, di come si accolgono i visitatori a metà Ottocento, di come le guide alpine si prestano ad avere un rapporto con turisti internazionali. Beh, a quel punto ci si accorge che le prime, da tutti i punti di vista, sono state e sono le donne. In Cime inviolate e valli sconosciute, che è il libro di Amelia Edwards, Amelia racconta questa esilarante conversazione con delle abitanti di una valle limitrofa a Cortina che si fanno intorno a lei e alla sua amica con un'aria di curiosità assoluta. Perdonatemi, un po' come avrebbero potuto fare degli indigeni visitati da Levi Strauss in qualche tropico lontano. Le vanno incontro, chiedono loro cosa fanno, cosa non fanno e poi dicono: come non sono sposate? Nessuna delle due? Sole e non sposate? Oh, poverine, poverine! E Amelia Edwards scrive a tanta commiserazione rispondendo, ridendo irresistibilmente e di cuore. Amelia era sicuramente una donna dalle 1000 risorse, anche in cucina.
A tal proposito ha un episodio curioso da raccontare anche Paola Franco, consultrice dell'Accademia Italiana della Cucina. Lei amava scalare ed era una grande viaggiatrice, scriveva, venne in Italia accompagnata dalla sua amica più cara, da Venezia salì verso Cortina e a Cortina cominciò a girare assumendo la guida alpina, facendo svariate escursioni, scalate, e si trovò a passare per quello che una volta era un rifugio, Falzarego. Doveva mangiare, solo che si trovò in questo ambiente buio, fumoso, con soli uomini, dove fumavano, quindi bello scuro, e guardando quello che c'era sui tavoli si accorse che c'era del pane secco e del formaggio di non meglio identificata provenienza, disse. La cuoca del rifugio la chiamò in cucina, dove lei rimase stupita perché la cucina invece la trovò veramente bella, pulita, linda, con dei bei rami lucidi appesi alle pareti, ma disse che c'erano più rami che cibo, perché l'unico cibo che vedeva era del solito formaggio, il pane secco e delle uova e del burro. Vedendo che c'erano burro e uova, disse: burro e uova fa sì che uno non debba morire di fame. Chiese la possibilità di cucinare, le diedero un grembiule e lei si mise a fare delle uova strapazzate nel burro. Divenne un piatto molto interessante e la volta successiva che passò nel stesso rifugio la chiamarono signora cuoca, la salutarono così. Non è tanto l'aneddoto in sé a colpire, quanto il gesto. Una donna che prende in mano la cucina e la trasforma, proprio come fa Rachele nella casa di Salieto che abbiamo imparato a conoscere. Rachele non improvvisa e non sorprende con inutili virtuosismi. Ai suoi ospiti offre sapori che conosce e che ama, lei per prima. Patate e speck tagliati spessi, canederli che assorbono il brodo o affogano nel burro, casunziei con il ripieno di barbabietola o di spinaci selvatici, selvaggina in salmì, funghi raccolti nei boschi vicini. La sua è una cucina che nasce da ciò che la montagna concede. Quando nel 1981 Rachele pubblica il suo ricettario La cucina ampezzana, è il noto gastronomo Giuseppe Maffioli a firmarne la prefazione, e le sue parole restano una delle definizioni più precise di quella tavola. Scrive Maffioli: una cucina povera ma preparata con amore. Viene riproposta non solo con tutti gli ingredienti, ma anche con tutti gli arnesi e con i gesti che la possono realizzare. Cibi poveri e quasi perduti, ma che hanno in sé una straordinaria ricchezza, perché esprimono i sapori di un paesaggio fra i più incantevoli del mondo. Questa di Rachele è una grande lezione di semplicità e di saggezza alimentare montanara, finalmente attingibile e riproponibile. La cucina ampezzana diverrà, ce lo auguriamo, una specie di coscienza alimentare, per ritrovare i rapporti più diretti con ciò che producono i declivi erbosi, i boschi e i campicelli, dolcezza di crema e profumi di lamponi, di fragole e di mirtilli. Un cibo in cui la realtà viene trasfigurata in poesia, per le papille gustative. Quello di Rachele è un tentativo di restituire a Cortina e all'Ampezzo una fisionomia gastronomica che rischiava di smarrirsi, soffocata da quelle che Maffioli definisce raffinatezze mitteleuropee di anonima delicatezza. Rachele fa il contrario, riporta tutto alla terra e ai suoi boschi, proprio come Buzzati riportava lo sguardo alle montagne. Se questo racconto vi è piaciuto, non perdetevi il prossimo episodio. Avete ascoltato Parole nel Veneto, Rachele Padovan e la cortina dei letterati buongustai. Un podcast realizzato da Madagascar Communication con il contributo di Regione del Veneto. Scritto da Anna Ferrarese e Silvia Fiore Scarabello. La sigla, le musiche, il sound design e la post-produzione audio sono di Andrea Ascani per Globe Studio. La creative producer è Giada Kervatin. Il fonico di presa diretta è Michele Bacelle. Le fonti e i contributi audio sono indicati nella sinossi. Un ringraziamento speciale a Mina Buscicchio Balsamo, Paola Franco, Francesco Chiamulera e al Comune di Cortina d'Ampezzo.